Ciao a tutti, benvenuti, felice di vedervi. In questo tempo, in quest'anno nuovo di 2023, l'arte senza confini. Una mostra intitolata del grande maestro Carlo Michaelic, con un talento che l'ha iniziato fin da piccolo, ha girato con la sua storia per l'Italia in varie regioni ed eccoci qui oggi a inaugurare con un capolavoro unico, raccolto di tanti anni, varie opere con vari titoli, ma che portano dentro di sé la storia, il percorso, l'arte senza confini, con una tecnica diversa. Abbiamo un grande maestro di grande talento con cui si può oggi iniziare quest'anno della Damines Art Gallery a presentarlo, promuoverlo e a iniziare a parlare di questo suo talento che inizia dal fiume, anche qui a Venezia, con vari stili diversi, dall'acquarello a varie tecniche. Abbiamo qui davanti un'opera che parla di un suo percorso storico, qui ci tiene molto maestro che oggi farà raccontare la storia profonda di lui, di un percorso che lo collega a una storia un po' triste, all'infanzia, fino ad arrivare a essere riconosciuto pittore e artista a livello nazionale ed internazionale. La Damines Art Gallery omaggia oggi il maestro con questa bellissima mostra personale e oggi non soltanto la DAM, abbiamo importanti ospiti di onore legati alla presentazione della cultura del territorio che ci hanno dato una bella presenza di grandi valori come contributo a questa inaugurazione importante oggi qui a Charming nel centro storico a Venezia. Linda Damiano, un applauso per la sua presenza, Presidente del Consiglio del Comune di Venezia, a cui diamo la parola e il caloroso benvenuto. Allora, grazie, ringrazio Elena, è una persona davvero eccezionale del territorio e che ci mette grande amore in tutti i suoi percorsi espositivi. Ero stata a Mestre, per me è la prima volta qui a Venezia, una galleria davvero magnifica e che oggi ha un grande contributo artistico del grande maestro Mialic, che ringraziamo. Ringraziamo perché questa mostra è stata inserita nel palinsesto delle iniziative che come Comune di Venezia insieme all'Associazione Venezia Giulia e Dalmazia promuoviamo da tantissimi anni ed è quello che in qualche modo possiamo riassumere nel mese del ricordo. Non è più una giornata in cui commemoriamo fatti tragici che hanno colpito il nostro paese e terre anche molto vicine, la tragedia delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, è diventato un percorso culturale di questa città. Sono oltre 40, pensate, gli eventi in tutto il territorio che si sviluppano dalla terraferma al centro storico alle isole ed è un percorso sentito dalla cittadinanza, sentito perché sappiamo che queste terre colpite da una tragedia immane sono molto vicine a noi e mi fa piacere che in qualche modo il percorso di vita anche artistico del maestro ripercorra anche questa storia, una storia che è stata a lungo strappata dalle pagine dei libri di storia, a lungo taciuta o addirittura negata e che invece noi in questi anni abbiamo cercato di valorizzare, cercando di parlare della storia ma anche di tutti quei percorsi delle persone che hanno dovuto abbandonare la propria terra. È un percorso artistico che è straordinario, c'è una profondità in queste opere che è davvero incredibile e diventa senz'altro questa mostra un grande contributo culturale per la nostra città per tutto il mese di febbraio che come Comune abbiamo anche inserito sui siti per pubblicizzarla, per far sì che tantissima gente possa vedere questa splendida mostra. Io ringrazio il maestro, ringrazio Elena, Alessandro Cucco con cui portiamo avanti con grande dedizione questo percorso e devo dire Venezia è stata sempre molto sensibile a questo. È una città che già nella sua storia parla di cultura, di dialogo,
città della pace, dove partono sempre messaggi di speranza e di accoglienza, e noi cerchiamo di valorizzare questa storia dando anche alla città, attraverso persone come voi, artisti come voi, dei contributi che possano valorizzare al massimo tutto questo. Quindi grazie. Presenza, per le belle parole, veramente è un sostegno culturale e anche umano, grazie davvero tanto. Presentiamo il presidente e sentiamo, anche diamo la parola a Alessandro Cook, il presidente dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia, che ha anche un ruolo importante nel Veneto. Un applauso. Allora, grazie a tutti. Io devo innanzitutto ringraziare Elena Petras e la DEM perché hanno fatto questa mostra che per noi è particolarmente importante e significativa. Ringrazio anche Silvia Zanlorenzi, che fa parte della nostra associazione, che ha dato l'input iniziale a questo rapporto. Ringrazio Linda Damiano, perché ormai diciamo in queste settimane saremo spesso vicini, un po' in streaming, un po' in presenza. Ecco, ieri abbiamo fatto la conferenza stampa che ha portato a circa quarantina gli eventi che si sviluppano da ieri è stato il primo e si proseguirà fino al 4 marzo e che coprono un po' tutto il territorio veneziano. Però per noi oggi è un momento particolare e importante, perché se facciamo una valutazione, Linda, in questi ultimi anni noi abbiamo fatto alcune mostre, però non abbiamo mai fatto una mostra di pittura e quindi avere l'opportunità di fare questa mostra, di avere il maestro Carlo, che poi devo dire è fiumano, anche la mia famiglia era fiumana di origine, quindi per me è un'emozione anche particolare e quindi per noi è una soddisfazione molto, molto importante. E cercheremo di, già l'abbiamo inserita nel nostro sito, cioè nel sito del comune, faremo un po' anche un tam tam per venirla a vedere, perché merita. Io non l'ho vista nella sua interezza, dopo mi riservo di vederla, magari bevo più tardi il prosecco. No, comunque io già ci eravamo un po' visti qua e là con il maestro. Io avevo visto alcune sue opere, però le avevo viste soprattutto, ecco, diciamo online, e quindi avere l'opportunità di vederle così tante tutte insieme è una cosa bella e significativa. Quindi io diciamo oggi è il primo appuntamento che apriamo ufficialmente, ecco, questo mese del Giorno del Ricordo, con un'occasione importante, un'occasione qui nel centro storico veneziano. Diceva giustamente la Presidente del Consiglio, Venezia è sempre stata vicina all'esodo Giuliano Dalmata, alle tematiche del Giorno del Ricordo. Ricordavamo proprio ieri a Cafarsetti, alla sede del Comune, ma anche poi abbiamo fatto una commissione congiunta del Consiglio Comunale in cui abbiamo presentato il programma, che l'intitolazione del piazzale Martiri Giuliano Dalmati delle Foibe, che è a Marghera, è stata fatta nel 2003, quindi quest'anno sono 20 anni, ed è stata fatta l'anno prima della appunto istituzione della legge sul Giorno del Ricordo. Questo la dice lunga sull'attenzione che è già partita dagli anni 90, cosa non facile in quel periodo, Carlo, perché di questi temi collegati appunto con le foibe, con l'esodo Giuliano Dalmata, con la complessa vicenda del confine orientale, come dice la legge, erano ancora argomenti difficili, argomenti tabù, e devo dire che la bellezza anche del programma di quest'anno, come molti hanno sottolineato, è la quantità, ma anche la qualità e anche la diversità delle varie iniziative, perché parliamo di teatro, parliamo di cinema, facciamo conferenze, lavoriamo molto con il mondo della scuola, però l'arte ci mancava, e quindi grazie a Elena che ci ha dato questa opportunità, grazie al maestro Carlo, e quindi verremo in tanti a vedere la mostra perché la merita veramente. Grazie anche per questa bellissima collaborazione, gentilissimo Alessandro.
perché con il sostegno della cultura insieme possiamo fare una bellissima rete di comunicazioni, presentazioni di vari artisti, vari maestri con il titolo che abbiamo e un buon inizio di questo bellissimo anno 2023. Grazie a tutti. Passiamo parola al critico d'arte. Prima di sentire il critico, se abbiamo la curiosità da sentire anche il maestro che ci parla due parole in quanto riguarda questa bellissima opera adesso esposta qui, a quale ci tiene veramente tanto tutta la famiglia e specialmente il maestro. Quindi in due parole il maestro ci racconta questa bellissima storia che ha un percorso diverso, che parla di tutta la sua vita. Tempo? Quanto gli serve? Non si preoccupi. Prego, sei vicini, parla. Avevo quasi 90 anni e parlare, rappresentare tutta la mia vita in un metro quadro circa non è facile, comunque mi provo. Questo acquarello si è preso da tanti anni fa, sono andato a Fiume e ho preso tutta la fotografia del Golfo del Quarnaro. Sapete che l'erba nel Carso non è quel verde che avevo qua, così ben dolce, amabile. Il terreno è molto roccioso e l'acqua quando piove tende a entrare dentro, poi lavora quando viene da una delle residai che l'erba si secca. Ecco perché vede l'erba gialla. Mi da piccolo ricordo erba gialla, erba secca. Questa è una collina sopra Fiume che si chiama Ruievizza, è al limite dei confini verso Terranova, diciamo. E questo domina tutto il golfo del Quarnaro, ecco. E allora mi dico qua a sinistra, l'atto della mia nascita. Figurei come il puteo, il muletto, il bambino nasce. Questa è la terra dove nasce. Rocce, vede questi sterpi che lavora porta via, no? Qua una volta non si partoriva in ospedale, si partoriva a casa. Mi l'ho intitolato Il Nido, perché dove si nasce l'avevo sentito come il mio nido. Ricordo un poco la cucina che una volta si usava con il fogone di legna, le vetrine famose, si tirava su e su, qualche veneziano si ricorderà senz'altro. Ecco, poi dopo qua c'è alcune scene della città vecchia, del centro storico, il centro dove c'è il nostro sangue. Poi qua nel 1946, quando siamo venuti fuori a Venezia, mi era portata la mattina dopo l'arrivo, mi ha portato all'istituto Artigianelli, quelli di Don Orione alle Zattere. E cosa vuole? Mi corre qua, la bomboletta corre, in mezzo all'aria, in mezzo al vento, in mezzo ai profumi di queste erbe così secche, perché era poca acqua, aveva un profumo di rosmarino di salvie, capito? E mi era portato agli Artigianelli là, in questo palazzo del 400, con ste arcate, con la scala a chiocciola, ecco, la scala, tutte incollinate di 30-40 ragazzi. Nel 47, parlo del 46-47, nel 47 è venuta una grande nevicata che ha bloccato le ferrovie, quindi tutti i giovani andavano a sbloccare i treni, no? Ecco, era un grande freddo. E a noi quando siamo arrivati nell'ottobre del 46 eravamo vestiti così come normalmente. Quando che nevirai, i preti ne hanno messo, i veneziani si ricorderà quel del Manin che aveva il pastrano, e scarpe erano leggere, ne hanno messo scarpe di zoccoli di legno. E con quello mi portavo in giro, mi lo consideravo come una prigione.
perché della mia libertà entra dentro in un palazzo così e poi trovarsi in queste camerate di 30-40 ragazzi, ognuno con educazione, è stato uno shock per me. Qua vedete questo Marco Foscarini e Giacinto Gallina, vicino all'ospedale civile, che era il Cameron, io chiamavo. Era questo Cameron lungo così e con le coperte e si divideva una famiglia dall'altra. Ma qua stava 15-20 di qua e 15-20 di là, quindi si entrava dentro che era chi che piangeva, che si lagnava, chi rideva, chi cantava. E c'è un trauma, c'è poco da fare. Poi qua quando sono venuti i drusi, qua che c'è state le vendette personali, c'è stato fatto fuori subito i nostri, la classe dirigente, diciamo, per paura gli autonomisti, diciamo. Gli autonomisti, esatto, per paura, per motivi politici. E ha messo fuori poveretti 3 ancora sepolti a Castua, no? Mi sembra. E poi l'ultimo quadro, c'è il crocifisso di Cristo. Ecco, questo ho segnato tutta la mia vita. Ah, questo non avevo detto. Questo qua, quando ero all'asilo, di questi ragazzi che ne è rimasto solo uno, che adesso c'è a Milano, c'è sta in collegio a Brindisi, e dopo nell'arco della vita si è diventato direttore di banca, adesso c'è già in pensione, invece 90 anni come me. Ecco, e questa è una fotografia dell'asilo, quindi sarà del 36-37, forse anche meno. Ecco, questa è tutta la mia vita. E poco tempo fa l'ultimo, uno di questi lavori è questo. Questo è il simbolo della nostra città, come a Venezia c'è il campanile di San Marco o la chiesa di San Marco. Questa è la nostra torre civica. Fino a qua una volta veniva il mare, poi è stato fatto il terrario, ha fatto un stradone tanto grosso che si chiama El Corso. Ecco, queste sono le colline attorno a Fiume. Giusto per avere un'idea come cos'è Fiume, dal punto di vista naturalistico, si avvicina molto alla costa ligure di Genova. Se uno viene dal mare vede tutte queste colline. Ecco qua c'è il golfo del Quarnero, visto da Abbazia, da Laurana. Ecco. Un giorno ho fatto questo e mi viene in mente una vecchia canzone che cantava Beniamini Gigli e anche Tagliavini, Tu che mi hai preso il cuore. E avevo segnato qua, vedo un corpo femminile, ero strapabile. Ecco, questa è la sintesi della mia gioventù. Dove pensare, questo è Fassa Conto, Venezia, Brusà perché mi aveva messo in collegio. Qua c'è la città di Fiume, qua c'è mia mamma che mi trascina via, mi porta via. E questi personaggi qua non c'è altro che i vincitori della seconda guerra mondiale, che con una riga e una squadretta hanno fatto i confini, per segnare noi i confini dopo la guerra, senza procurarsi la sofferenza di quanti milioni di persone che con una squadretta loro decidono. Ecco, questa è la sintesi. Poi questo è Venezia, l'autunno, la chiesa di San Marco. Grazie. La parola al critico d'arte Siro Perin. Buon pomeriggio a tutti. Che dire, è difficile argomentare dopo una presentazione fatta dall'artista su 2 opere, anzi 3 opere così importanti. Ma sicuramente ci troviamo di fronte, l'ho detto prima, ad un artista che utilizza l'arte per rappresentare la sua biografia. L'arte ha infinite sfaccettature, infiniti usi. In questo caso è quanto mai pregna, quanto mai sensibile. Mi fa piacere che si annoveri all'interno delle modalità e delle manifestazioni di questo tema anche l'arte, perché
tocca in maniera diretta, mi verrebbe da dire con il cuore, e si è visto, questi eventi tragici. E quindi sono delle opere che si inseriscono in una sorta di diario, creano un diario della vita, e ogni pagina è un'opera dipinta, e in queste pagine dipinte c'è un momento che l'artista ha vissuto. Prima si diceva poc'anzi un tema doloroso, ma che in questi ultimi anni ritorna. Io così ho il vizio di avere qualche libro di scuola a casa, me ne è capitato uno di quando io ero studente. Le foibe erano indicate nel dizionario in altre parti come fenomeno carsico. Per fortuna di strada ne abbiamo fatta parecchia, ma non andiamo molto lontano nel tempo. Qui si potrebbero dire moltissime cose, ma sicuramente ciò che non si è tenuto in considerazione è la sofferenza, perché questa è la sofferenza che viene raccontata. Il fatto che lui nasca nel 1934, poi veda l'invasione della Jugoslavia, quindi il 1941, veda l'8 settembre, veda il periodo che va dall'8 settembre al 1945, il 1947, dunque sono delle date che molto spesso si tendono a dimenticare. E per me è anche un tema molto emozionante, perché tanti anni fa, nel 1987, quindi c'era ancora la Jugoslavia, salgo sul pullman, insomma vado a vedere Parenzo, sto camminando con una comitiva di persone, una signora apre il balcone, si mette a piangere e mi dice: sono contenta perché sento parlare di dialetto veneto. Quindi questa cosa qua ci fa veramente, ci rende doverosi nel ricordare, nel mantenere vivo questo giorno, e per fortuna è diventato un mese, ma dovrebbe essere dominio di tutti, tutti noi italiani dovremmo renderci conto che oltre alle ecatombe della seconda guerra mondiale, al doveroso giorno della memoria, c'è anche questo giorno per noi italiani, che non è una cosa da sottovalutare, proprio per niente. Anche perché poi, io ho occasione appunto di insegnare in tanti anni che insegno, ho dei cognomi che vanno a sbattere in quelle zone là. E magari i pronipoti forse neanche sanno la storia patita dal nonno, dalla nonna. E questo vuol dire anche dimenticare la storia di chi sei tu, non solamente la storia fatta sui libri. E quindi questa storia di chi sei tu è rappresentata qua. E è secondo me dicotomica, perché si vede subito quando stiamo parlando di un evento triste che ha attraversato, triste dire è un eufemismo, tragico, andate poi sopra a vedere l'Esodo, quindi poi anche nella biografia io ho avuto già l'occasione di incontrare il maestro, i racconti, le cose che ha visto, e quindi dicevo, sono opere nelle quali la dimensione della tristezza è quasi eufemistica, perché c'è la tragicità, il dolore e la testimonianza di chi ha visto queste cose. E il colore cambia, il colore è diverso, se lo osservate sia qua sia nel Golfo, che anche qua molte cose da dire con la storia, la beffa, tanto per citarne qualcuna, Italia, da Venezia, c'è ancora la lapide, quindi per ritornare sempre alla storia, ma è quello che poi dirò, il colore quindi ci introduce ad un momento buio, triste. Poi c'è questo acquerello qua, l'olio e l'acquerello sono diversi, hanno delle rese diverse, delle tecniche diverse, qui vedo molti pittori perciò sanno di che cosa sto parlando. Qua c'è la spartizione dei confini, siamo quindi dal 45 al 47, zona A, B, C, D, tutto l'alfabeto, ci mettiamo anche dentro la K, to. E qua invece c'è Venezia, qui c'è l'acquerello, c'è l'atmosfera e c'è, nonostante il primo periodo di arrivo a Venezia di artigianelli e quindi la sofferenza del dopoguerra che ha attraversato molti italiani, e quindi non è una cosa singolare ma una cosa comune, e qui si vede invece un'interpretazione diversa, il colore è diverso, l'acquerello è
un altro tipo di tecnica e diventa quasi un pochino più gioioso. Qui l'atmosfera è rarefatta, non si percepisce, non si capta il senso del dolore che c'è là. E quando parla e dipinge Fiume, la torre civica, la dipinge in una maniera diversa, è sempre acquarello anche là, ma non è come qua. La tecnica mista si evolve in un qualcosa che volge all'ineluttabile. Sopra poi ci sono delle opere, così interpretate con l'olio, vi ripeto, non è la stessa cosa dipingere ad olio, dipingere ad acquarello, a tempera, non è assolutamente la stessa cosa. Il maestro è sapiente perché potremmo soffermarci sulla trattazione dell'effetto bagnato su bagnato, sulle nuance, sullo spolvero, ma diventeremo un pochino troppo prolissi perché entreremo nella tecnica. Comunque sono fatti in maniera perfetta, sono giocati e orchestrati con il rapporto tra i colori e le forme in maniera perfetta, non scappa niente perché il maestro sa dipingere, cosa peraltro non scontata, perché vi ripeto, l'acquarello è un'altra tecnica difficile, molto difficile per alcuni casi. E quindi qua invece abbiamo un'atmosfera. Allora io mi immagino questa atmosfera come non più il momento della Venezia degli artigianelli, guardate anche le date, ma magari la Venezia in cui lui sta camminando in una bella giornata di sole, sta camminando per Castello, tac, gli viene il ghiribizzo, il fuoco sacro, gli rimane in mente l'immagine, presumo la butti giù con 4 disegnetti, come fanno gli artisti, va a casa e si mette a dipingere di impeto e viene fuori questo bello scorcio di Venezia. E qui ci sta questa, così, mettere via pagina su pagina del suo essere un artista che utilizza l'arte per una visione biografica. Poi andate di sopra e trovate visioni veneziane, visioni buranelle, allora anche qua mi immagino una gita a Burano con la famiglia, togliendo la coda all'imbarcadero, di solito, soprattutto nei mesi estivi, che è abbastanza pesante, sdrammatizziamo un pochino, però è anche vero tra l'altro, quindi non andiamo molto lontano. Cammina con la famiglia, tac, i magnifici colori delle case, gli rimangono impressi, la forma dei colori delle case si sfrangia e diventa una sorta di visione, andate a vedere la tecnica che è diversa da questa, una sorta di visione altra, dove si vede, si percepisce, si capta appunto questa magari passeggiata con la famiglia, un momento di serenità e di gioia. E anche questo prendi e metti dentro sotto questo diario e alla fine dipingi che ti dipingi, crei un librone grande, ma questo librone grande è la sua vita, perché l'arte per lui è vita. Sembrano parole buttate là, ma proprio per niente, perché attraverso l'arte che è riuscito non solo a raccontare la sua sofferenza e a darla a noi, perché è molto preziosa, anche perché sofferenza di testimonianza diretta, sulla quale a volte non sempre si dà bado e si dice ma è mistificata, come a dire vabbè, qualche tot numero di bambini buttati nelle foibe, ma saranno caduti per caso. Permettetemi il cinismo, ma chi vi parla ha molto a cuore questo tema, appunto per questo fatto che vi ho raccontato. Mi ho iniziato a leggere molti libri, l'ultimo che ho letto è Infoibati qualche mese fa, quindi un libro da pelo sullo stomaco, non è certamente uno fumetto della Marvel. Quindi sopra trovate ancora delle visioni, guardate la tecnica, guardate come cambia, e poi vi imbattete appunto in visioni che hanno a che fare con la bella isola lagunare, e poi dall'altro lato c'è l'Esodo, lì tutto è cupo, il colore sfrange la forma, non c'è più la visione realistica, non c'è più la definizione dei particolari, ma c'è questa forma antropomorfa, un insieme di forme antropomorfe, una sorta di grande processione che si muove verso un dove eterno, infiniti spazi, diceva un tale. C'è pure anche un tantino di sovrumani silenzi, perché il colore è muto, tutto è chiuso, è scuro. Il cielo non è il cielo sereno, non è il cielo vattato atmosferico così a nuance, è il cielo del dolore, è l'atmosfera del dolore, è la terra del dolore, la terra che non vedrai mai più, perché magari ti hanno pure confiscato la casa,
Un caro amico mi ha raccontato che addirittura nel paese dove viveva hanno cancellato perfino i simboli della campana del campanile. Ah, per inciso, hanno cancellato Leoni Moeca. Quindi andiamo indietro con qualche anno e secolo nella storia. E quindi trovate questo quadro, e lì c'è la storia. Lì c'è la storia, c'è la testimonianza, come c'è doverosa, sacrosanta e da riportare sempre unanimemente quando si celebra il giorno della memoria e quando si celebrano tutti gli altri giorni in cui c'è la sofferenza, l'eccidio di Cefalonia, tanto per fare un altro nome, anche là c'è la storia, e quindi c'è la biografia, la pittura che è come vita, la pittura che è vita è biografia per il pittore, per l'artista, ma c'è la storia sulla quale noi possiamo riflettere, perché questa è una visione interpretata di un dolore, di una tragedia, di una superstite. Di un superstite che, come diceva un tale, nato un pochino sempre sulla costa, diciamo così, dello stato da mar veneziano, in un'isola un pochino più sotto a voi, Zante, che dice e parla della propria terra, usa questa espressione qua, materna, mia terra, la terra è la madre, e questo concetto di madre lo si vede quando lui parla di questo scorcio, di questa erba secca che gli è rimasta in testa, lo si vede quando lui dipinge la torre civica, ma poi l'inizio del primo verso, le negazioni, non tornerà mai più, non tornerà mai più. E questo è toccato a tante persone, a tanti profughi strano-dalmati che non solo sono arrivati in Italia, sul quale sarebbe interessante dire dove sono stati messi e quant'altro, perché io ho raccolto anche testimonianze di altre persone che mi hanno raccontato la loro tragedia, ma magari non sono più tornati perché sono andati a finire in Australia, sono andati a finire in America, e quindi c'è questa dover lasciare la terra senza più tornare. E uno che ho avuto l'occasione di intervistare tornava qui da noi dopo 60 anni, è andato a vedere di là, cercava la casa, non trovava niente, l'altro torna e bacia la sua Petrosa Itaca, gli hanno tolto pure la roccia. Viene facile il paragone, perché questo poeta, che avete già capito di chi sto parlando, ha vissuto la stessa identica cosa, solamente che per sua fortuna non ha vissuto la sofferenza e la tragicità di questi eventi. Quindi ciò che vediamo qua, per chiosare, è un'opera biografica, è quello che fa Proust, torna indietro, va alla ricerca del tempo perduto, è una visione personale, ma diventa una visione soggettiva, diventa oggettiva e quindi diventa storia. Io sono molto contento che l'arte, ribadisco, poi chioso, sia ritornata così con questo maestro, perché era un tassello che mancava, cito le parole di un grande stilista, Missoni, ecco. E in un'intervista di tanti anni fa diceva che anche lui rimarcava questo non poter più, ma sono tanti, cito lui perché è abbastanza riconosciuto, quindi è doveroso tenere in considerazione questo tipo di arte, perché vi ripeto, ce ne sono poche, perché quest'arte costa dolore, costa pianto, costa emozione, costa tristezza, costa ricordo, costa tutto quello che uno ha perso, e quindi ci vuole anche coraggio, ce ne vuole tanto, ma nel dipingere forse c'è un qualcosa di taumaturgico, ci si libera, scaravento il mio dolore, lo rendo da privato, interiore, pubblico, oggettivo, un pochino forse me ne sono liberato. Torna sì, perché torna, si chiamano i fantasmi del passato, soprattutto nei ricordi delle cose brutte, ma perlomeno c'è qualcosa che si libera. Tanti anni fa ho raccolto la testimonianza di un internato militare italiano che portava gli ebrei appena gassati nel forno. Mi ha detto: da quando sono tornato a casa non dormo più la notte, è morto 95enne, non dormo più la notte,
erano anni che non dormiva sereno con i ricordi, e che io gli ho detto bene, raccontami, che io cerco di raccogliermi. Fa guarda, non riesco neppure a parlarti, neppure i miei figli sanno che cosa ho vissuto, perché se parlo divento pazzo. Quindi grazie, perché costa fatica rappresentare questa roba qua, non è facile, non è dipingere un paesaggio, un nudo di donna, una maternità, costa molta fatica, costa dolore, costa divangare le ferite che non si chiudono mai, neanche a quasi 90 anni, e complimenti per l'età, perché la verve che ha dimostrato nel raccontare non è una cosa da poco. Quindi grazie, perché questa è storia, e non solo storia, ma è anche la sua anima messa a nudo per noi, un'anima che ci racconta del dolore. Grazie. Grazie, un applauso Carlo Michaelic e un applauso a Alessandro Cook, Linda Damiano, Ciro Perin e la gallerista Elena. Buonasera a tutti. Dunque io sono molto felice di essere qui oggi in questo momento e di parlare anche, insomma, a nome dei partner che, diciamo, accompagnano questa galleria da tanto tempo: l'Associazione Veneziana Albergatori, il Consolato dell'Uruguay, i Beni Culturali e questo luogo Charmin Santa Fosca, che è un luogo meraviglioso anche per ospitare, insomma, una mostra così importante di un maestro così, insomma, sensibile, con un vissuto davvero profondo. Per cui grazie, insomma, di essere venuti, grazie ad Alessandro, che conosco, insomma, da molti anni, ma insomma questa è la prima occasione in cui facciamo un progetto insieme. E grazie a Linda, che insomma è sempre una presenza importante per questa città culturale. Grazie. Con il valoroso vostro contributo e della vostra bellissima storica presenza vi ringrazio ancora, e andiamo a scoprire queste belle opere, questa bella arte e questo bellissimo maestro attraverso questi racconti, storie, il vissuto, ma anche un'arte veramente bellissima che trasmette varie emozioni. Grazie a tutti, buon proseguimento. Seguiteci sempre con la Dan Venice Art Gallery, perché non mancheranno sempre altri nuovi talenti da scoprire. Grazie di essere con noi sempre. Grazie Carlo Michaelic. Auguri per una lunga carriera, una bella promozione. Poco lunga. No, lunga di 10 anni ancora. Lei ha creato la storia, quindi lei resterà nella storia. Ognuno Già è nella storia. Grazie a tutti. Grazie.